Oggi qui alla Scuola Manhattan l'inizio di 4 giornate dedicate all'ambiente con la collaborazione del Libero Consorzio. Sì, oggi iniziamo queste giornate grazie alla disponibilità del Libero Consorzio di Agrigento sul tema dell'ambiente, un tema molto importante, fondamentale per la crescita sociale e culturale di una società, soprattutto rivolti ai ragazzi. Domani faremo altri incontri con i ragazzi alla scuola secondaria primo grado e stamattina siamo qui al Plesso Nuova Manhattan per parlare appunto di ambiente, la tutela dell'ambiente, tutte tematiche che i ragazzi svolgono nelle attività curriculari proprio per dare loro contezza che bisogna vivere e rispettare l'ambiente in cui viviamo. Non solo ambiente ma anche altre iniziative che il vostro istituto organizzerà. Sì, abbiamo in cantiere altre diverse iniziative, per esempio in questo momento stanno partendo tutta una serie di progetti PNRR per quanto riguarda le lingue, le STEM e quindi devo dire che è una scuola in movimento, in continuo movimento e quindi di questo siamo veramente contenti e felici perché cerchiamo di dare sempre delle risposte ai ragazzi, alle esigenze dei ragazzi e alle famiglie stesse. Achille Contino del Libero Consorzio, oggi in queste iniziative che sono dedicate all'ambiente presso la scuola Manhattan del Villaggio Peruzzo. Sì, abbiamo iniziato oggi una serie di incontri presso le scuole per parlare con i ragazzi, con i bambini e con i ragazzi anche più adulti di ambiente, in particolare la problematica dell'abbandono dei rifiuti. La nostra provincia è toccata particolarmente da questa problematica. In vista di capitale alla cultura bisogna migliorare l'educazione ambientale e fare in modo che i ragazzi si rendano consapevoli del fatto che l'ambiente è una loro proprietà e bisogna tutelarlo e non è proprietà di tutti, è proprietà di ciascuno. Ambiente è una parola molto vasta, come si snoderà la discussione? Ovviamente affronteremo la questione ambientale a livello generale perché oggi è un tema centralissimo, basta pensare a quello che succede in questi giorni con il cambiamento climatico e tutto questo sta generando grandi problemi agli uomini, ma problemi creati dall'uomo e dalle sue attività produttive. Quindi è chiaro che bisogna affrontare questo tema nelle sue varie sfaccettature per fare in modo che l'ambiente possa essere migliorato e governato dagli uomini al rispetto di tutti. Ambiente e anche rifiuti, parlerete di questo? Certo, principalmente abbiamo realizzato un day plan contro l'abbandono dei rifiuti perché è un tema particolarmente delicato del nostro territorio provinciale e quindi spiegheremo un attimino quali sono le ragioni e il danno che ciò produce perché al di fuori del gesto singolo che oggi comporta addirittura un reato penale, configurato come un reato penale, e il danno che si crea all'ambiente, all'economia, all'amministrazione pubblica che è rilevante. Questo va spiegato per fare in modo che poi le persone si immedesimino in questo ed evitino l'abbandono dei rifiuti. Spesso vediamo proprio nelle strade provinciali, quelle più secondarie, tantissimi rifiuti abbandonati agli automobilisti. E questo è un tema che ci comporta tanti costi perché la provincia ha competenze sulle strade provinciali, dobbiamo provvedere ogni volta e sono costi che poi ricadono comunque sulla collettività e quindi vanno evitati, ma soprattutto va evitato un abbandono che può essere un problema per la sanità, per la viabilità e anche per l'economia, perché nella nostra economia turistica spesso abbiamo sentito parlare di turisti che vanno via perché trovano la nostra città sporca.